Sapete quanti iscritti alla CISL si rivolgono a noi in tutti i 52 sportelli che abbiamo nel Veneto? Credo che Verona non sia distante nemmeno il 20%. Il nostro, chiamiamolo core business, sta fuori addirittura dalla nostra organizzazione madre. Questo a me non fa piacere. Vuol dire che al di là delle riconoscenze dovute, perché io so quante queste bestie lavorano, vale la pena però guardare con un occhio, come dire, anche un po' attento a quello che ci circonda, nel senso che le imprese, la DSM sulla conciliazione è arrivata fra le ultime nel Veneto, mentre altre aziendine con ritenute tale ce l'hanno fatta prima, bene, sono arrivate. Questo ci ha messo una vita a rompere quello che doveva rompere per fare questa roba. Ci sono anche adesso, questo grazie al lavoro di tutti, di tutto, come dire, l'impianto organizzativo che abbiamo come Adconsum, abbiamo nel Veneto circa 5.000 vertenze l'anno. Io sfido un sindacalista del CISL che ne faccia 5 vertenze l'anno. Non lo sfido perché ho fatto anch'io quel mestiere là, quindi so anche quanto faticoso sia quello. Di queste 5.000, il 90% va a un fine. Significa che abbiamo dato una risposta a una famiglia, a una giovane, a un anziano. Io non faccio distinzione. Guardate, le fasce più deboli sono i quarantenni, che hanno, come dire, una sorta di... che sono nati imparati e quindi non ho bisogno di nessuno. Poi vengono con le orecchie da cocker a chiedere se e in che misura è possibile tirare fuori i piedi dalla cavolata che ha fatto, perché non è vero che i consumatori hanno sempre ragione. È vero invece quello che diceva Davide, che vanno educati, ma farsi educati. Io non me ne voglio che ha 5 anni, ma ora tu non lo senti, ma questo è un modello su cui dobbiamo lavorare e non è facile, perché il quotidiano ci assorbe per il 90% del nostro tempo. E allora che cos'è che facciamo? Quando viene qualcuno cerchiamo di raccontargli che i costi degli oneri di sistema, e do la risposta all'ultimo intervento, non sono costi che ha imposto l'azienda, sono costi derivanti dal fatto che bisogna tenere in piedi un sistema, e i costi sono quelli che vanno spalmati nella bolletta. L'hanno fatto una furbata. La furbata è che hanno modificato le modalità di costo. Credo la settimana prossima andremo a Roma a discutere questa roba qua. Ieri io lo raccontavo ai colleghi che abbiamo avuto modo di vederci nelle nostre riunioni che facciamo. Cioè, non è possibile che di fatto l'incremento di una bolletta a fine anno porti a un incremento del costo di 120 euro per il solo meccanismo che mica me l'hai raccontata giusta, amico mio, perché io capisco che l'energia si vende a secchi e il gas non si manda con il fiato, e ci vogliono queste strutture, però va da sé che ci sono alcune cose che possono sicuramente, e soprattutto il confronto con le associazioni. Questi hanno deciso neanche sentendoci. Complimenti. Dopodiché dicevo a qualcuno prima, guardate, quando io mi arrabbio anche con i consumatori c'è una ragione. E porto un esempio di una banalità straordinaria che dà la cifra di come si ragiona. Ciascuno di voi conosce il proprio numero di scarpe o la taglia che indossa. Non ve ne uno non lo sa. E quando compra un paio di scarpe o un vestito sa quanto spende, quando quel vestito vale. Ma mi pare normale che sui servizi a rete nessuno sappia quanto costa un metro cubo d'acqua, un metro cubo di gas e un kilowattora?
Allora, di che parliamo? Ogni tanto, colpa nostra che non riusciamo, come dire, a fare di più di quello che facciamo, ma dobbiamo avere questa consapevolezza, no? Perché se non abbiamo questa consapevolezza rischiamo, come dire, di fare un passo indietro e non in avanti, perché sennò il padrone muoia per definizione, e qualche volta che no.